Va ora in onda Calcio Parlando. Capitano, alzati, dammi la mano. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti da Radio Padania Libera e da Calcio Parlando, puntata numero 452. Un saluto da Graziano Campi e con noi in linea c'è Alessandro Gazzera da Torino. Ciao a tutti. Ciao Alessandro. Allora, come va dalle tue parti? Sei pronto per la sfida con il Milan di stasera tra Juventus e Milan? Com'è la città? Assolutamente prontissimi a questa sfida, ma c'è quella comprensibile attesa sempre per una gran bella partita, come speriamo tutti sarà questa sera. La fiducia generale mi sembra da parte juventina di una sonora vittoria, insomma staremo un po' a vedere. I milanisti c'è da dire che sono un po' nascosti anche per tutta la settimana. Comunque sì, giochiamo con la Juve, ma particolari speranze non ne nutriamo. Ecco, sì, benissimo. E direi di iniziare subito con il leggere quelle che sono le prime pagine dei quotidiani e le commentiamo insieme. Juventus-Milan è praticamente la notizia messa in secondo piano nonostante sia una sfida di cartello. La notizia di oggi è la furia di Antonio Conte. La Corriere dello Sport titola Nazionale shock, Furia Conte, CT di nuovo contro i club. Dopo gli stage, lite sulle date, così potrebbe anche lasciare l'incarico a fine stagione. Il prossimo campionato si concluderà il 15 maggio, ma la Coppa Italia può slittare. Alla Gazzetta rilancia Occhio Italia, così Conte se ne va. La Serie A chiuderà in anticipo il 15 maggio, ma non c'è certezza su una finale di Coppa Italia 2016. Il CT è furioso, minaccia lo strappo e potrebbe tornare in un grande club. Solo Tutto Sport mette in secondo piano questa notizia, ma io direi di cominciare a commentare questo con un Conte che... Tra l'altro è appena arrivato un messaggio da parte di Fabio Marino, che salutiamo da Roma, uno dei nostri ascoltatori, che ci chiede appunto un commento su quella che è la situazione di Antonio Conte, e la domanda è un allenatore che sente troppo la pressione e non riesce a gestire i momenti di difficoltà, o è un allenatore che pretende tanto dai suoi collaboratori e per questo, diciamo, passa per rompiscatole? Cosa ne pensi? Beh, sicuramente è un allenatore che pretende tanto, lo abbiamo visto nei 3 anni alla Juventus, però c'è anche da dire un'altra cosa, che finora è stato uno degli allenatori della nazionale che si è lamentato di più, una presa di posizione secondo me inutile per quanto riguarda gli stage, perché comunque sia questi stage, almeno a mio modo di vedere, non servono assolutamente a nulla. La polemica sul campionato lascia un po' il tempo che trova. Oggi ho letto come te le prime pagine dei giornali, approfondendo un po' qualcosina all'interno, parlavano addirittura appunto di strappo. Secondo me non andrà assolutamente da nessuna parte Conte, e anzi deve cominciare ad usare un po' di più la diplomazia, rendendosi conto che la nazionale non è un club, che ha delle date e soprattutto che i giocatori della nazionale vengono dati da dei club che pagano gli stipendi e che giustamente vogliono contare su quei giocatori nelle fasi comunque importanti del campionato. Certo, ti ringrazio. Ecco, ricordiamo quelli che sono le date della stagione 2015-2016 che sono state ufficializzate in questi giorni. La Serie A inizierà il 23 agosto con turni infrasettimanali a settembre, ottobre, febbraio e aprile. Dovrebbe chiudersi, appunto, come abbiamo già detto, il 15 di maggio, e mentre gli europei saranno dal 10 giugno al 10 luglio. C'è abbastanza tempo per preparare questo evento, secondo te?
Ma secondo me di tempo ce n'è più che a sufficienza per preparare un europeo. Io la cosa su cui batto da un po' di tempo, anche scrivendo, è il fatto che la Serie A comunque dovrebbe pensare a ridurre il numero delle sue squadre in tempi piuttosto brevi, anche per eventualmente poter lasciare qualche giorno in più, ma comunque sia il gruppo della nazionale è bene o male consolidato, e a meno di sorprese, nel senso che scopriamo qualche ragazzo giovane che di colpo fa 20 gol in un campionato, si può dire che non ci siano neanche tantissime cose da provare. Quindi non vedo il motivo della polemica di Conte prima per le date, soprattutto se anche c'è una Coppa Italia da giocare e una partita, e poi i giocatori comunque tornano subito a disposizione. Certo. Andando avanti con le notizie, c'è una notizia che mi colpisce in modo particolare e penso che colpisca molto anche gli ascoltatori da Parma. Viene messa in prima pagina solamente dalla Gazzetta. Il giallo Parma non finisce mai, anche Taci vende ma non si sa a chi. Il petroliere cede il club appena preso da Ghirardi a una cordata italiana o russa, non lo sanno. Servono 50 milioni per finire il campionato e la FIGC studia i test di onorabilità per i patron come in Inghilterra. Adesso ti leggo quelle che sono le dichiarazioni fatte da Pierpaolo Marino e da Adriano Galliani. Sostanzialmente Pierpaolo Marino ha dichiarato che in questa maniera si rischia di falsare il campionato, con praticamente una situazione in cui il Parma potrebbe schierare nelle prossime partite i giocatori della primavera se gli stipendi non saranno pagati e qualcuno volonteroso che deciderà di restare a Parma. Mentre Adriano Galliani sostiene che in Italia il sistema italiano è il migliore che esiste al mondo e che garantisce quelli che sono sia i club che i giocatori per quanto riguarda stipendi e tutto il resto. Tu cosa ne pensi? Beh, intanto che sia una situazione grossolana su cui comunque la FIGC doveva intervenire prima, perché comunque non è da ieri che i giocatori non percepiscono gli stipendi, ma più in generale non è tanto forse il problema dei giocatori che non prendono gli stipendi, ma di tutto l'apparato che c'è intorno, magazzinieri, giardinieri che comunque non prendono un certo tipo di cifre e hanno famiglie da mantenere. La situazione adesso è ai limiti dell'assurdo. Credo che un sistema dell'onorabilità come c'è in Inghilterra, che comunque garantisce che nel calcio non arrivino determinati tipi di personalità, sia una cosa ottima. Sono perfettamente d'accordo con Marino quando dice che in una situazione, se questi 50 milioni non vengono poi trovati, rischia veramente di falsare il campionato, perché è vero che il Parma ci sarebbe con una formazione di ragazzi giovani, però sulla carta sarebbero tutte sconfitte, quasi 3 punti assicurati per tutti. Ecco, ricordiamo che il Parma, secondo il Fatto Quotidiano, avrebbe debiti complessivi e un'esposizione debitoria per 170 milioni di euro. Credo che sia un budget da top club europeo, e questo è abbastanza singolare, e che nel 2013 aveva tesserato oltre 200 calciatori. Tutto questo nessuno se n'è accorto, nessuno ha detto niente. Esattamente, ma è quello che ti dicevo prima. Qui bisognava che la FIGC facesse i suoi controlli prima, perché, ripeto, non è da ieri che c'è questa situazione. L'anno scorso hanno fatto quasi, mi sembra, addirittura 300 operazioni, qualcosa del genere. Dove erano prima chi doveva controllare? Soprattutto anche i tifosi forse avrebbero dovuto un attimino, non dico fare più attenzione, però quando è arrivato il risultato della Coppa UEFA erano tutti contentissimi, però bisognava forse riflettere già dal momento in cui la licenza UEFA è stata negata, e poi comunque si è fatto ancora un ulteriore mercato comprando e vendendo ulteriormente dei giocatori, tra l'altro neanche a cifre poi così irrisorie, perché non credo che un Parma in queste condizioni qualcuno se lo aspettasse, perlomeno a livello di classifica, tralasciando ovviamente il livello societario.
sulla carta sembrava una buonissima squadra in grado di fare il suo onesto campionato. Ecco, io ti azzardo una previsione, poi ti chiedo se sei d'accordo. La riduzione delle squadre di Serie A, ma soprattutto di Serie B, della quale parlavamo prima, rischia di essere effettuata non tanto per decisioni sportive, perché la politica sportiva continua a essere farraginosa, quanto dai fallimenti di squadre di club che continuano ad avere grossi problemi a livello economico. Cosa ne pensi? È che è un'ipotesi molto probabile, perché come al solito si spende molto più di quello che si ha, a volte si accumulano debiti e poi si arrivano a situazioni comunque limite come questa del Parma. Quindi molto probabilmente dove non arriva la politica calcistica ci arriveranno veramente i fallimenti. Certo. Ed è triste, però, molto triste. Sì, perché ricordiamo che comunque sono i tifosi quelli che sono il vero motore del calcio e loro non hanno tutto sommato non hanno colpe. Ma poi anche oltretutto ci sono, al di là dei tifosi che comunque ovviamente colpe non ne hanno, ma non bisogna dimenticare che dietro queste società comunque, come dicevo prima, c'è un apparato di magazzinieri, giardinieri, gente che lavora nelle sedi societarie, impiegati che magari da un giorno all'altro con questi fallimenti si ritrovano senza un lavoro, e quindi anche quello comunque è un fattore molto negativo in un momento in cui comunque non è proprio così facile la ricerca di un lavoro. Esatto. Parlando di mercato, visto che abbiamo parlato anche di soldi spesi, eccetera, eccetera, diciamo che si è concluso il calciomercato, che è stato un calciomercato fatto di prestiti e di pagherò. Chi secondo te si è rinforzato di più tra le big? Almeno delle big, onestamente, se vogliamo ancora considerarla una big, sulla carta chi si è rinforzato almeno meglio è l'Inter, perché ha preso una serie di giocatori che comunque bene o male vanno a ricoprire dei ruoli dove era carente. Sicuramente il Milan ha cercato di rimpinguare un po' un organico che era più degno del Sassuolo, con tutto il rispetto ovviamente per la formazione neroverde che per il Milan. E per quanto riguarda invece le due di testa, fondamentalmente molto male la Roma, perché comunque doveva sfruttare meglio questa finestra di mercato, specie nel reparto avanzato, e la Juventus invece insomma non aveva nulla di che riparare, visto che si chiama mercato di riparazione. Si è portato a casa bene o male un centrocampista già suo che serve, e poi vedremo a giugno cosa faranno queste due squadre. Però fondamentalmente non c'era molto da riparare in alcune squadre, quindi chi doveva riparare non l'ha neanche poi fatto così bene dei vertici. Ecco, ti do uno spunto. La Roma a giugno dovrebbe dare più o meno 40 milioni di euro al Cagliari, tra Ibarbo, Astori e Nainggolan. È una cifra incredibile che viene pagata a una società, il Cagliari, che però rischia di fallire perché ha perso questi rischia di andare in Serie B perché ha perso questi 3 giocatori e quindi è in grossa difficoltà a livello tecnico. È un sistema che funziona? Secondo me no, perché alla lunga andare avanti con il sistema dei pagherò o dei pagamenti dilazionati che si stanno inventando, clausole di ricompra e non ricompra, io credo che bisogna un attimino ridefinire un po' i parametri anche del calciomercato, cioè, anche perché poi ci si trova a dare in un determinato lasso di tempo certe cifre. Io non so onestamente la Roma dove pescherà questi 40 milioni, perché comunque se realmente poi va a pagare tutti questi 40 milioni, che mercato farà in estate, mi verrebbe da chiedere. Il Cagliari, bene o male, se retrocede si ritrova poi 40 milioni da investire e da poter costruire subito una squadra, volendo, per ripartire già l'anno dopo in una Serie A. Però ripeto, sono quei tentativi di quando non si hanno dei soldi.
io te lo vengo a prendere, però poi sta qui in prestito per 18 mesi, no, ma poi a metà me lo riprendo. Io credo che se facessimo un po' tutti più attenzione anche ai giovani che ci sono in Italia, a valorizzarli, ci sarebbero molte meno di queste operazioni e soprattutto si andrebbe a pagare cifre, non si andrebbe a pagare cifre alte per stranieri che poi in realtà fanno le stesse identiche cose che fa un ragazzo di 18-19 anni che esce da una primavera. Ecco, ti ringrazio. Mi hai dato uno spunto. Intanto tu hai detto prima dove troverà la Roma i soldi. La risposta è Goldman Sachs, che è pronta a rilasciare un prestito ponte di 200 milioni ai giallorossi. Ricordiamo che Goldman Sachs poco tempo fa ha rilasciato un prestito ponte simile da 250 milioni all'Inter. Quindi in sostanza abbiamo già due società che sono in grossa difficoltà e che sono in mano, tra virgolette, a un istituto che non è esattamente la proprietà. È una banca che gestisce, è un fondo di investimento che gestisce appunto le finanze di queste due squadre. Quindi diciamo che stiamo perdendo anche il possesso delle nostre squadre. Però le big non vengono controllate come non vengono controllate le piccole. Finché si tratta di una squadra piccola abbiamo delle perdite contenute. Qui si rischia di far esplodere la bolla a un certo punto con un indebitamento altissimo. Tornando a parlare... Esatto. Assolutamente, sono perfettamente d'accordo. Tornando a parlare invece al discorso che dicevi tu sui giovani e ci riallacciamo alla sfida tra Juventus e Milan, mi viene da ricordare come il Milan oggi in rosa poteva avere Darmian, poteva avere Astori e forse qualche altro giocatore che in questo momento al Milan avrebbe fatto comodo. Ha Antonelli che ha appena riacquistato dal Genoa, che era di sua proprietà, quindi è un esempio di come molto spesso si va a cercare all'estero, si va a cercare altri giocatori che potrebbero essere campioni quando in realtà ce li abbiamo in casa, ma non si ha la pazienza di aspettarli. Un pronostico su Juve Milan per stasera? Ma io credo proprio che alla fine la spunterà la Juventus, ma non credo che sarà una gara facile per i bianconeri, quindi dico 2-1. Ok, perfetto. Andando invece a parlare, sempre a guardare le prime pagine, c'è uno spazio su Tutto Sport, come di consueto, dedicato al Torino, che può tornare in Eurozona. Toro a Verona per tentare il salto in alto. Cosa ne dici? Quante possibilità ha il Torino di ritornare ad essere quello dell'anno scorso, nonostante la perdita di Immobile Cerci e nonostante un mercato di gennaio che non mi è sembrato straordinario? Ma sinceramente che il Toro riesca a qualificarsi di nuovo per la zona Europa lo vedo decisamente parecchio improbabile, perché comunque sia Ventura sta riuscendo a fare miracoli con una squadra che è praticamente senza attaccanti, perché ha spacciato il suo presidente ha spacciato Maxi Lopez come il grande acquisto del Toro, ma insomma Maxi Lopez lo conosciamo benissimo, a parte un periodo a Catania non ha mai mantenuto le aspettative che c'erano su di lui. Ha comprato Gonzales, anche lì spacciandolo per un grandissimo colpo, quando è semplicemente il prestito di un centrocampista normalissimo. E io credo onestamente che trascinati da Quagliarella possano centrare una salvezza tranquilla, fare una figura quantomeno dignitosa in Europa League, però ripensarli l'anno prossimo in Europa lo vedo molto 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 difficile. O accade veramente un miracolo sportivo o sinceramente credo proprio che il Toro ritornerà nella sua dimensione di Serie A. Bene. Ecco, andando a parlare un po' di quelle che sono le squadre della nostra zona, ti chiedo un parere su Atalanta, Verona e Chievo Verona, 3 squadre che stanno lottando per non retrocedere o comunque per ottenere una salvezza tranquilla. Il Chievo è quella messa a peggio, in questo momento è terzultima. Quante chance dai a queste 3 squadre di ben figurare nella parte finale di campionato? Ma secondo me hanno più che ottime chance. Il Chievo si è rinforzato molto a gennaio e ha un allenatore comunque di carattere che gli ha dato
un minimo di scossa anche a livello di gioco. Credo che anche la sostituzione del portiere, mettendo un portiere più esperto, sia servita. Per quanto riguarda invece le altre due, il Verona ovviamente dopo la brillante stagione dell'anno scorso sta vivendo quasi un'annata di transizione, ma credo che arriverà una salvezza molto, molto tranquilla. E l'Atalanta trovo che abbia fatto un ottimo acquisto con Piniglia, perché è un giocatore che è di carattere, quel carattere che forse serviva anche all'Atalanta, specie in zona gol, e poi un giocatore che ha dei colpi a volte che sono geniali. Avesse un minimo in più di continuità sarebbe un giocatore da grande squadra. Il problema è che uno di quei giocatori da genio e sregolatezza, perché insomma ogni tanto lo si vede anche reagire a dei falli in maniera un po' troppo esagerata o fare partite completamente anonime. Però complessivamente punterei sulla salvezza di tutte e tre le squadre. Io credo che alla fine retrocederanno Cagliari, Cesena e il Parma, che ovviamente mi pare già condannato da un bel po'. Sì, il Parma in sostanza è verso una retrocessione, un fallimento pilotato, perché comunque le possibilità, anche se glielo auguriamo, perché sarebbe una storia fantastica come quella del Bari l'anno scorso. Ottenere la salvezza in queste situazioni sarebbe un miracolo e qualcosa da raccontare anche ai nipoti. Tornando un attimo a parlare di Atalanta, ho due spunti. Uno riguarda Baselli. Parlavamo prima di nazionale. Può secondo te conquistare la nazionale definitivamente, anche con il fatto che Pirlo comunque sta diventando, passano gli anni anche per lui? E l'altra invece mi ha lasciato un po' perplesso, e sinceramente quando ho letto la notizia non sapevo come commentarla. Rientra Masiello tra le file dell'Atalanta e forse potrebbe essere disponibile già in campo questa settimana. Masiello, ricordiamolo, è stato squalificato a lungo tempo per quella che è stata la questione legata a Scommessopoli. Dopo il ritorno di Gillè, che ha giocato al Torino nella prima parte di stagione, adesso è a Catania, rientra uno degli altri protagonisti di quello che è stato comunque una situazione, diciamo, da un lato spiacevole, dall'altro che non è mai stata chiarita al 100% dal mio punto di vista. Come commenti le due cose, Baselli e il rientro di Masiello? Beh, Baselli è un giocatore molto molto interessante che io mi auguro di vedere in una squadra che lotta per il vertice. Sicuramente può ritagliarsi un suo spazio a livello di nazionale. Sarebbe stato molto interessante vedere questo ragazzo giocare per esempio nel Milan, in un Milan che cerca di conquistare l'Europa più che magari nell'Atalanta. Per quanto riguarda la notizia invece di Masiello, ti dico, la squalifica bene o male è stata scontata. Sicuramente è uno dei nomi di una pagina non bella del calcio italiano, però bene o male il suo l'ha pagato, adesso può tornare a rigiocare se l'Atalanta ritiene che il ragazzo, tra virgolette, diciamo, abbia imparato la lezione, ma anche che possa essere utile ancora alla causa. Vedremo cosa sarà in grado di fare. Io lo ricordo quando era un ragazzo giovane che sembrava essere uno dei più promettenti a livello italiano, poi queste promesse non le ha mantenute, è finito rischiato in questo giro di calcio scommesse, ad esempio con un altro nome che è stato punito, che è stato quello di Lanzafame. E insomma vedremo un po' cosa farà questo ragazzo. Ecco, però io ti riporto quelle che sono state le parole di Damiano Tommasi questa settimana. Siamo preoccupati erano relative al Parma. Siamo preoccupati per questa smobilitazione, c'è il rischio di calcio scommesse. Ecco, noi dobbiamo fare in modo che il calcio italiano, secondo me, recuperi una credibilità totale. Forse c'è un certo tipo di problematica legata alla opportunità di schierare un calciatore che ha avuto questi problemi in un campionato che, a causa del grosso numero di partite e di una classifica che sembra quasi decisa, non è più competitivo. Come commenti le parole di Tommasi? Ma fondamentalmente... Aspetta, ti aspetto dopo la pubblicità. Un secondo, grazie.
Super Sabato Lidl. Solo questo sabato, pere e abate italiani in confezione da 2 kg a solo 1,99 € e provolone piccante Meribio 300 grammi a 1,49 €. Da Lidl ogni sabato è un super sabato. Lidl, anch'io. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Ascolta Movie Time, la magia del cinema con Vincent ed Harry Potter. Preparatevi a vivere l'esperienza cinematografica del secolo. Ascoltate Movie Time. Sarà il biglietto per la genialità. Non lo troveremo mai completo. Tu sì. La magia del cinema con Vincent. Viva il cinema. Andate al cinema. Qui è sempre Kay Billy, col super sound degli anni 70. Ogni sabato dalle ore 16. Ricordate Su e Giù, il sistema saliscendi per tendaggi? Su e Giù, il dispositivo che fa scendere le tende con tutto il binario permettendovi di toglierle in sicurezza. Senza la paura di cadere dalla scala per lavarle. Su e Giù è in vendita presso tappezzieri, colorifici e ferramenta. Telefonate al numero 02 36 51 64 40. Vi diremo dove trovarlo. Acquistatelo direttamente sul sito www.gmg-srl.net. Su e Giù, per non cadere più. La dentiera ti dà problemi? Con Pentadent potrai passare in breve tempo dalla dentiera alla protesi fissa. Negli ambulatori Pentadent troverai esperienza pluriennale ai massimi livelli, costi accessibili con possibilità di finanziamenti agevolati, sedi distribuite nel territorio per facilitare i controlli periodici. E per i residenti in Lombardia possibilità di usufruire del contributo offerto dal Servizio Sanitario Regionale. Per informazioni chiama l'800 700 860 o vai su pentadent.it. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Adesso su tutta la nostra produzione, saldi, saldi, saldi. Venite a trovarmi, vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex, conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Eccoci ritornati in studio, chiedo scusa ad Alessandro Gazzara per l'inconveniente. Ci eravamo lasciati con una domanda relativa alle parole di Damiano Tommasi relative alla preoccupazione per quanto riguarda il rischio calcio scommesse e sul fatto che in Italia bisognerebbe fare in modo che il calcio recuperi credibilità. Ti chiedo una risposta veloce e poi ci salutiamo. Assolutamente sì, ma intanto è chiaro che quando degli stipendi non vengono pagati l'esperienza ci insegna che è più facile comunque finire in giri di calcio scommesse. È vero che il calcio italiano deve recuperare credibilità, però facendo riferimento al caso prima di Masiello, credo che ci sia bisogno anche di far vedere che chi sbaglia paga, soprattutto però che chi paga volendo può anche averla una seconda possibilità. Masiello sì. Questa possibilità ce l'ha e quindi dovrà sfruttarla molto bene. Il recuperare credibilità poi si deve basare secondo me sul fatto di essere tutti un po' più seri, a partire dalle dichiarazioni che si fanno nel pre e nel post partita, ma soprattutto anche dagli atteggiamenti che si tengono in campo. Nessuno ne ha ancora parlato, ma io ho guardato un po' di volte le partite del Napoli e vedere un giocatore come Higuaín che a ogni decisione arbitrale, a ogni fuorigioco che gli sbandiera il guardialine, mandare a quel paese l'arbitro, dire tutte le parolacce possibili e immaginabili alla terna arbitrale, che comunque rappresenta l'autorità in quel momento nella partita, è una cosa veramente brutta. Io credo che dobbiamo ricordarci un po' di più, tutti, anche noi che facciamo informazione, che il calcio è vero che è uno sport dove girano comunque tanti soldi, però è anche un gioco e che con il calcio bisogna anche divertirsi, e ogni tanto mi sembra che questo venga meno. Dall'America ci viene un insegnamento su un altro sport che dicono sempre l'hockey è divertimento, e che dovrebbe essere anche il calcio. Il calcio deve essere prima di tutto gioia e divertimento.
Ecco, beh, l'hockey si pestano anche di brutto, diciamo, ogni tanto se le danno. Assolutamente sì. Ed è parte anche dello spettacolo. Ascolta, ti faccio una domanda, hai già mangiato? Sì. No, non ancora. E allora ti tengo qua ancora un attimino, dai, perché mi è arrivata una domanda da parte di Policarpo che ci chiama da San Pellegrino Terme, salutiamo gli amici della Val Brembana, che mi chiede un bellissimo posto, tra l'altro. Fantastico, io c'ho anche la casa, quindi mi faccio anche pubblicità, la gente può venirmi a trovare. Che mi chiede un commento su quello che è stato l'incontro di oggi, di questa settimana, tra Moggi e Moratti, e soprattutto in relazione a quello che è il processo intentato dal figlio di Facchetti a Luciano Moggi per alcune sue dichiarazioni. C'è stato questo incontro, e io ti riporto quelle che sono le parole di Moratti, perché vorrei che commentassi quelle, perché in sostanza si è parlato molto della stretta di mano, si è parlato molto dei tweet di Moggi, ma non si è parlato, secondo me, molto di quello che sono state le dichiarazioni di Moratti. Le riprendo dalla Gazzetta dello Sport. Tu sei stato un grande esperto di calciopoli, quindi so di poter chiedere con competenza. Era tutta una presa in giro quella che mi faceva Bergamo, era una grande presa in giro a cui io mi prestavo perché sono una persona cortese e le mie non erano certo intenzioni rivolte a sporcare il calcio. Non era proibito andare a trovare gli arbitri prima e dopo la partita, era una forma di cortesia, una prassi consentita. Erano telefonate di cortesia, una presa in giro perché Bergamo voleva farmi capire che avevano riguardi per l'Inter e che finalmente era cambiato il clima dopo 10 anni. Assolutamente non pensavo di trarne dei vantaggi anche quando l'argomento erano gli arbitri. Quindi in sostanza l'ammissione di rapporti con gli arbitri, ma loro scherzavano. Cosa ne pensi? Oddio. Intanto fa piacere sentire che finalmente c'è una missione di queste telefonate, perché prima sembrava che nessuno telefonasse dall'Inter nonostante le telefonate ci fossero, ma intanto scherzare mi sembra un po' una dichiarazione un po' così campata in aria, perché parlando con un arbitro prima, dopo, durante la settimana della partita, un minimo lo vai a influenzare sempre, anche se hai intenzioni candide. Io credo una cosa, che come c'erano le telefonate di Luciano Moggi, dove tra l'altro non si è mai sentito dire nulla di così compromettente, cioè non ha mai detto metti questo arbitro ad arbitrare tot partita, scopriamo adesso che ci sono anche quelle dell'Inter, ma allora se le telefonate di Moggi erano così scandalose, quelle dell'Inter cosa sono? Sono la stessa identica cosa. Io vorrei capire con che logica è stato fatto il processo di Calciopoli, come mai solamente una determinata società ha pagato, se era così una prassi chiamare i designatori, invitarli a cena, perché insomma ci sono state anche delle cene. Come mai ha pagato solo una squadra? Cioè, perché le altre non sono state considerate, a ragion veduta del fatto che poi sono spuntate delle telefonate dove si diceva di non favorire una determinata squadra o di favorirne un'altra. Quindi purtroppo credo sia un processo, chiamiamolo all'italiana su molti aspetti. Cioè, la cosa purtroppo che deve fare anche un po' paura è il fatto che dopo anni siano venute fuori delle prove, quindi insomma, che indagini sono state fatte, mi chiedo io. Ecco, in merito a questo ti registro anche quella che è il commento di Rossella Balsamini, che ci parla appunto di quello che è la discussione che sta avvenendo tra Juventus e FDC in merito alla polemica che c'è tra Juventus e FDC in merito alla possibilità di ricoprire i simboli che richiamano la vittoria dei 2 scudetti che sono stati revocati. Ecco, io mi riallaccio a questo discorso partendo da quelle che sono le parole di Carlo Tavecchio, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, che ha un po' spiazzato tutti, dicendo che la Juve sul campo era nettamente la più forte, di scudetti ne ha vinti 32, la squadra non ha rubato nulla e non avrebbe avuto bisogno di certi magheggi. Lo dico da vecchio interista.
La sentenza di Calciopoli è legge, il 23 marzo la Cassazione scriverà la parola fine su Calciopoli. La causa della Juve è temeraria e vedrete sarà la FIGC a chiedere i danni. Ecco, sarà davvero la Cassazione a chiudere la polemica su Calciopoli? E soprattutto queste parole qui che dicono che praticamente la Juventus ha vinto 32 scudetti sul campo sono uno schiaffo a qualcuno? E cosa ne pensi del fatto di dover rimuovere i simboli nel caso della presenza della nazionale a Torino? Intanto, partendo dall'ultima cosa, lo stadio è di proprietà della Juventus Football Club e se vuole scriverci 40 scudetti all'ingresso può benissimo farlo e la FIGC non è tenuta assolutamente a dirgli di toglierli, o può dire toglili, e questo dice scusa, è casa mia, a casa mia metto i simboli che voglio. E questo è uno. E se non vogliono giocare allo Juventus Stadium, a Torino c'è il comunale che è assolutamente in grado di ospitare una partita della nazionale, si può benissimo andare lì. Secondo, le parole di Tavecchio sono uno schiaffo per qualcuno perché insomma fino a qualche tempo fa c'era quasi paura di dire che quella squadra è stata una squadra fortissima che non aveva assolutamente bisogno di aiuti. E sulla vicenda invece della Cassazione, ma io credo che non ci sarà una parola fine e l'eventuale parola fine possa esserci solamente se mai verranno riassegnati quegli scudetti alla Juventus, perché fondamentalmente se no resterà sempre una ferita aperta, perché la Juventus legittimamente continuerà a considerare suoi quei 2 titoli assolutamente vinti sul campo, perché le abbiamo viste tutti le partite, abbiamo visto la forza anche di quella squadra. E quindi la parola fine non verrà scritta, la Cassazione dirà una sentenza, poi vedremo cosa succederà dopo. Sulla questione del risarcimento lì è già più complicato, secondo me alla fine la FIGC e la Juventus troveranno qualche tipo di accordo e la FIGC non chiederà proprio i danni a nessuno. Perfetto. Allora io ti saluto e ti ringrazio, ti lascio andare a mangiare, io ho ancora un 20 minuti di diretta. Quindi... Guarda, dico solo una cosa, perché so che tu adesso fai questo spazio domande. A chi ci scrive, i primi fortunati che scriveranno potranno avere il codice IBAN di Graziano, il numero della sua carta di credito, perché Graziano non ve lo vuole fare sapere, ma è ricchissimo e vi farà delle donazioni. Fantastico, sono rovinato. Va benissimo, ti ringrazio Alessandro per avermi rovinato. Ci leggiamo su calcioparlando.com che è presente anche su Twitter e su Facebook, dove rispondiamo noi a tutti i nostri lettori con piacere, giusto? Giustamente. Assolutamente sì. Ti saluto, ciao Alessandro. Ciao a tutti.
Che una vari mini vedei del film. Eccoci in studio, bentornati da Calcio Parlando e da Radio Padania Libera. C'è con noi in collegamento telefonico Daniele Amadasi, che salutiamo. Ciao Graziano, a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Bene, bene. Allora, Daniele Amadasi, ricordo che è il nostro responsabile e al quale comunque comincio con una protesta, perché qui davanti a me c'è una bella fotocopia con su scritto: domenica 8 febbraio, ore 12, pranzo Radio Padania Milano. Tris di secondi, galletto saporito alla griglia con patate fritte, stinco e coppa di maialino la birra, con polenta gialla macinata a pietra, bevande, vino bianco e rosso DOC, birra e acqua, dolce, zuppa inglese, caffè, 35 euro. Prenotazioni 339 6395 685. Sarà al ristorante El Galette di via Taverna 2, angolo via Corelli a Milano. Uscita Forlanini dalla tangenziale est. Io ho fame e a quest'ora mi mettete davanti sto coso. Domani sarai anche tu a mangiare insieme ai ragazzi di Radio Padania? Sì, domani saremo presenti in questo pranzo. Infatti oggi diciamo così che siamo tutti a stecchetto, quindi cercheremo di mangiare poco, perché domani sarà una giornata di festa, una giornata in cui si andrà a parlare, a incontrare tutti i nostri radioascoltatori che vorranno venire a conoscere tutte le varie voci, per cui diciamo così ci conosceranno dal vivo. Non so se ci guadagneranno o meno, perché abituati a sentire la nostra voce avranno anche, diciamo così, un volto. Soprattutto è una giornata in cui si andranno a raccogliere anche dei fondi che non fanno mai male, soprattutto in questo periodo, a supporto della nostra emittente radiofonica, che quest'anno festeggia i 20 anni. Infatti è uscito anche un libro scritto da Leo Siegel, in cui si va a narrare un po' tutta la storia dei conduttori di Radio Padania. Da parte mia risulto con 19 anni al secondo posto delle conduzioni, e poi è stata nominata anche la redazione sportiva di Calcio Parlando, per cui anche se tu e Alessandro Gazzera non sarete, diciamo così, presenti domani al pranzo, lo sarete nel libro, perché siete stati giustamente citati, considerando che fate parte integrante della redazione sportiva di Radio Padania Libera. Allora ricordiamo che ci sono ancora posti, le prenotazioni sono al numero 339 6395 685, il ristorante El Galette di via Taverna 2, angolo via Corelli a Milano, così chi vuole venire a mangiare. Poi il caffè lo paga Amadasi. Sì, il caffè lo pago io, anche perché poi per tutta la pubblicità che stiamo facendo al ristorante penso che dopo qualcosa possa anche dare di aiuto alla nostra redazione sportiva. Sì, nel caso tu porta a casa qualcosa, se c'è da roba da mangiare porta a casa, portati i sacchettini. La schiscetta, la classica schiscetta. Esattamente. Senti, direi di partire con te, se sei d'accordo, con il commentare quella che sarà la giornata di questa settimana, la giornata di questo fine settimana. Partiamo parlando di Verona-Torino, che sarà la prima sfida di oggi alle 18, con i Granata che appunto provano a lanciare la sfida, la corsa alla qualificazione Europa League, e il Verona che punta a ottenere punti salvezza importanti. Come vedi questa sfida? Ma velocissimo, per me sarà un pareggio, X, la classica gara da X secco, poi i pronostici non li prendo, però direi X. Perfetto. Invece la gara più importante, che è quella, se possiamo così dire, che è quella che susciterà maggiore interesse, è quella tra Juventus e Milan di questa sera. Alessandro Gazzera ha previsto un 2-1 per la Juventus. Tu che cosa ti senti di dire e quali riflessioni vuoi fare su questa sfida? Ma la riflessione è che il Milan questa sera ha tutto da guadagnare, per cui se riuscisse, tutti i punti che porterà via da Torino saranno guadagnati, se perderà sarà, direi, la norma, perché la gara dice tanto a livello di blasone, ma a livello di classifica il pronostico è chiuso. La Juventus per contro, se non vince, perde punti scudetto, per cui la logica dice che la gara la andrà a vincere la Juventus. Poi vedremo cosa succederà in campo, però pronostico abbastanza chiuso a favore dei bianconeri. Ecco, un parere veloce su quello che è il progetto stadio del Milan. Cosa ne pensi? Oggi, questa settimana, è stato presentato lo stadio del Milan. Bellissimo, bellissime le immagini, direi che anche la capienza è giusta. Tanti hanno detto che forse 48.000 sono pochi, però San Siro viene riempito soltanto 3 volte all'anno, cioè quando arriva la Juventus, quando si gioca il derby e quando si giocava la Champions League, che adesso purtroppo non si gioca più a Milano. L'aria sarebbe perfetta, il Milan rimarrebbe in città e sarebbe un'altra vittoria, non andrebbe fuori. Il problema adesso è capire questo comitato che si è già mosso, che è contrario all'ex Area Portello a fare lo stadio, ma secondo me sarebbe proprio
una cosa ottima soprattutto come zona e per il fatto che il Milan rimarrebbe in città. Ecco, 48.000 posti, dici che aumenteranno i prezzi dei biglietti? L'abbiamo visto con lo Juventus Stadium, siamo scesi dai 70.000 delle Alpi ai 42.000, la curva nelle partite di cartello costa 50 euro, per cui direi scordiamoci il posto da 18 euro al terzo anello di San Siro. Purtroppo. Speriamo di avere qualche accredito in più in sala stampa. Per quanto riguarda... O almeno di avere sempre quello che abbiamo da 2 anni. Sì, noi ci proviamo. Andiamo invece a parlare della giornata di domani che inizia alle 12.30 a Firenze con la sfida tra Fiorentina e Atalanta. Atalanta che è reduce dalla bella vittoria a Cagliari e Fiorentina che ha battuto la Roma in Coppa Italia in casa. 2 squadre quindi che possono continuare un periodo che potrebbe essere positivo. Come vedi la sfida? È una gara secondo me da X, poi visto che mi piace comunque azzardare un po', al primo tempo magari la Fiorentina potrebbe andare in vantaggio, considerando che sta giocando veramente bene, però nel secondo tempo potrebbe pagare le fatiche di Coppa e magari l'Atalanta potrebbe trovare un pareggio. Magari non arriverà un gol strepitoso come quello di Piniglia al 94esimo dello scorso turno, però penso che la Dea un punto dal Franchi possa portarselo a casa. Ecco, perfetto. Andando invece a guardare quelle che sono le sfide delle ore 15, la prima sfida che ci appare è Cagliari-Roma allo stadio Sant'Elia, quindi i giallorossi affronteranno il Cagliari, i giallorossi che sono reduci da un periodo molto negativo e Sabatini ha parlato di congiunzione astrale negativa in conferenza stampa. Qual è l'oroscopo secondo te per la Roma domani e come vedi il momento della Roma? La Roma ha tantissimi giocatori fuori, domani di fatto in attacco ha le scelte obbligate perché Ibarbo appena comprato è già rotto, la Roma sta giocando male e sta pagando le colpe secondo me del proprio allenatore che l'anno scorso pensava più ad allenare, a cercare di portare la Roma in alto, mentre quest'anno si è messo a sparare a zero contro sfavoritismi arbitrali quando la Roma in quest'anno invece ha avuto più aiuti che altro. I giallorossi hanno pensato di essere già arrivati quando non lo erano, stanno pagando dazio, adesso più che il primo posto devono pensare a difendere il secondo dall'attacco del Napoli. Domani è una gara molto difficile, pronostico X2. Bene, passiamo quindi a Empoli-Cesena, sfida salvezza molto importante allo stadio Castellani di Empoli, sempre alle 15, all'andata finì 2-2. Come vedi questa gara? Sarà una lotta all'ultimo sangue? Sì, l'Empoli gioca bene, però raccoglie ancora troppi pochi punti rispetto all'ottimo gioco che fa, semina tanto, raccoglie poco e soprattutto non ha una buona vena realizzativa. Il Cesena viene da 2 vittorie di file, c'è un De Frelle che sta giocando molto bene, l'anno prossimo potrebbe arrivare in una squadra importante come la Lazio, quindi diamo anche una notizia di calciomercato, ed è una gara direi che potrebbe finire in pareggio, eventualmente se in caso di vittoria direi più Empoli di Cesena. Perfetto, andando avanti c'è Parma-Chievo, sfida al Tardini, andata a finire 3-2 per i Ducali, ma il Parma in questo momento si presenta in una situazione, finì 3-2 per Chievo, il Parma si presenta messo molto molto male, cosa puoi dire? Ma del Parma società preferisco non dire nulla perché penso che sia uno scandalo tutto italiano dal punto di vista calcistico, la classica gara che il Chievo di solito il pareggio se lo porta quantomeno a casa, perché il Chievo è bravissimo a portare a casa magari dei pareggi in certe gare. La situazione però è che probabilmente al Chievo il pareggio non serve, il Parma penso non gli possa neanche servire una vittoria perché è una squadra che l'anno prossimo nel migliore dei casi giocherà in Serie B se non va a fallire, per cui gara da X2 però penso più X che 2. Sampdoria Sassuolo invece in programma sempre alle 15 allo stadio Ferraris di Genova, andata 0-0. Una riflessione tua? Over, così se qualcuno magari vuole giocare una schedina, poi se perde però non venga a reclamare, non venga a reclamare il fatto che ho sbagliato i miei pronostici. Direi un pareggio spettacolare, diamo 2-2. Ah, perfetto. E invece andiamo a quella che sarà la sfida di domani sera, la sfida di cartello tra Inter e Palermo. Zamparini ha parlato in settimana dicendo che l'Inter è la squadra peggiore che gli poteva capitare in questo momento. Sei d'accordo con lui e come vedi l'Inter in questo momento che sta uscendo da un periodo di crisi piuttosto profonda? Ma l'Inter è in crisi totale perché Mazzarri non faceva calcio, però a qualche punto riuscì a portarlo a casa perché comunque aveva dei giocatori tra virgolette scarsi.
Il problema è che Mancini vuole fare calcio con gente che però non è in grado di far calcio e quindi sta raccogliendo ancora meno di Mazzarri. L'Inter domani deve cercare di portare a casa la gara, è un vantaggio il fatto che il Palermo di fatto avrà soltanto un terzino non titolare in campo, ma un terzino di ruolo, perché di fatto gli altri sono tutti infortunati o sono stati venduti, per cui giocheranno 2 centrocampisti in difesa come laterali in una difesa 4 e mi sembra che Terzi forse potrebbe andare a giocare in mezzo alla difesa e non fa una gara non so da quanti mesi, per cui l'Inter potrebbe sfruttare le deficienze a livello tecniche che potrebbe avere domani il Palermo che però in fase offensiva può fare molto male a questa Inter. Con Dybala e Vasquez. L'ultima partita sarà Lazio-Genoa, che si giocherà lunedì alle 20:45 a Roma allo Stadio Olimpico. All'andata ci fu la vittoria del Genoa, che era in ottima salute, adesso il Genoa ha però smobilitato e la Lazio invece è ancora in corsa per quello che è il terzo posto, sebbene sia 5 punti dietro al Napoli che sta fuggendo. Come vedi la sfida? Direi uno secco, considerando che la Lazio ritrova Felipe Anderson, avrà un tridente titolare. Il Genoa ha cambiato veramente tanto e secondo me Gasperini ci metterà un po' di tempo per ripresentare una squadra agli ottimi livelli della prima parte, perché fra partenze e arrivi mi sembra che si siano mossi qualcosa come 16-17 giocatori anche in questa fase di mercato e anche questo direi è una cosa abbastanza strana. Ecco, io mi scuso, ho dimenticato Napoli-Udinese domani alle 15 a Napoli, allo stadio San Paolo, andato a 0-1. Il Napoli è la squadra che ha fatto più punti e Benitez lo vuole il Paris Saint-Germain. Un commento velocissimo. Ma il Napoli cerca l'ennesima vittoria, potrebbe ottenerla, l'Udinese non avrà in attacco il proprio giocatore più importante come Di Natale, per cui direi un 1 secco. Quindi non dai grosse speranze ai friulani, che comunque vanno a sfidare invece per quanto riguarda Benitez al Paris Saint-Germain, ti risulta, pensi che si potrà fare o... Ma direi che risulta il fatto che Benitez avesse già deciso di andare via a giugno dal Napoli. Il proprio presidente De Laurentiis sta cercando di fargli cambiare idea in maniera simpatica, probabilmente invitandolo tutte le sere fuori a cena, perché Benitez è una grandissima forchetta e non so se ci riuscirà. Direi che però Benitez è molto più lontano da Napoli piuttosto che essere vicino alla permanenza sulla panchina partenopea. Perfetto, ti ringrazio Daniele, ti saluto, si sta concludendo la nostra puntata odierna di Calcio Parlando. Ci sentiamo prossimamente, ci ascolteremo lunedì. Chi vuole venire a trovarti domani al ristorante El Galette di Via Taverna 2 è benvenuto. E non solo io, perché penso che saremo più di 100 persone, ci saranno alcuni dei nostri registi, a parte chi domani purtroppo deve lavorare, poi ci saranno tantissimi altri conduttori, a partire da Sammy Varin che è quello che di fatto ha lanciato l'iniziativa, e quindi facciamo anche i complimenti al nostro DJ. Assolutamente sì. Ti saluto, ciao Daniele, ci sentiamo presto. Ciao Graziano a tutti voi. Bene, da Calcio Parlando è tutto, ci sentiamo lunedì prossimo, arrivederci. Avete ascoltato Calcio Parlando.